Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha aperto la porta santa della Basilica di San Marco, avviando in città il Giubileo straordinario della Misericordia voluto da Papa Francesco. Circa 800 le persone giunte alla Basilica Marciana, tutte dotate di pass nominativo per motivi di sicurezza. Il rito si è svolto in una piazza San Marco transennata e sorvegliata dalle forze dell'ordine, che hanno regolato l'accesso dai 4 varchi dotati di metal detector. Aprendo la porta santa, ha detto il patriarca durante l'omelia, abbiamo affidato la Chiesa, che è in Venezia, al Dio della Misericordia. Con gioia annuncio oggi che vi sarà l'apertura di altre 2 porte sante, veramente speciali, nelle cappelle delle carceri veneziane, in occasione delle mie prossime visite a Santa Maria Maggiore e alla Giudecca. Sarà, come desiderio del Santo Padre, il segno semplice, autentico e concreto della nostra vicinanza e soprattutto del fatto che la misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in esperienze di libertà. Gesù, ha proseguito Moraglia, ci chiede di riscoprire, ridefinire e dare nuovo respiro al modo in cui viviamo la nostra prossimità. Il mio prossimo non è quello che io sono disposto a riconoscere come tale, ma colui, chiunque sia, che ha bisogno di me, che mi tende la mano e che io sono nelle condizioni di poter soccorrere. Questo è un tema di riflessione comune, oggetto di un cammino di conversione spirituale, culturale e anche politica che oggi risulta di drammatica attualità.